Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Parte il cantiere per il terzo macrolotto sulla 106, la spesa prevista per realizzare 38 km, 1 miliardo, la protesta di un gruppo di cittadini che dicono è un'opera sbagliata. Il commissario della sanità Massimo Scura è tornato a parlare della specialistica ambulatoriale, parlando di situazione a macchia di leopardo in Calabria. Forte richiamo ai direttori generali, dovete fare di più. Monitoraggio costante per la condotta dell'acquedotto Abate Marco nel tratto di Malbito dopo la frana che ha travolto un'abitazione. Le 4 famiglie sgomberate restano fuori casa. Operazione contro la prostituzione nella zona della Sibaritide. La polizia ha identificato 12 ragazze. Ha percepito per 17 anni un doppio stipendio, beccato dalla Guardia di Finanza un dipendente pubblico in pensione. I finanzieri hanno provveduto a sequestrare beni per 400.000 euro. Un 25enne ritenuto affiliato all''ndrangheta di Limbadi, protagonista di una scena d'arancia meccanica. Prima ferisce e rapina un anziano a cui sottrae 70 euro, poi tenta di rapinare un centro scommesse. Buonasera dalla redazione del TG Time. Dunque al via i lavori per la nuova 106 al Museo Archeologico di Sibari. Questa mattina iniziativa per illustrare l'avvio delle attività del terzo macrolotto alla presenza del Presidente della Regione Mario Oliverio e dell'amministratore delegato di ANAS Gianni Vittorio Armani. Il progetto è stato spiegato, conta un investimento complessivo di circa 1 miliardo e 330 milioni di euro, ma protestano alcuni cittadini che definiscono il terzo macrolotto un'opera sbagliata, inaccettabile, hanno detto, spendere più di 1 miliardo per 38 chilometri. 1 miliardo e 330 milioni di euro per l'avvio delle attività del terzo macrolotto Sibari-Roseto Capospulico della 106 Ionica. Il progetto è stato illustrato nella sala convegni del Museo Archeologico di Sibari alla presenza tra gli altri dell'amministratore delegato di ANAS Gianni Vittorio Armani e del presidente della giunta regionale Mario Oliverio. Abbiamo lavorato perché si portasse a buon fine un investimento importante per la nostra regione che consente di ammodernare la infrastruttura viaria della nostra regione, ma di collegare la Calabria con il corridoio adriatico e naturalmente di realizzare l'ammodernamento di un pezzo fondamentale della 106 Ionica. Sono oltre 20 anni in cui questo progetto è stato discusso e finalmente si parte con il cantiere completamente finanziato, con il contratto sottoscritto. Ovviamente c'è ancora una delibera del CIPE che deve essere pubblicata, ma attendiamo il completo avvio entro fine anno e l'inizio di almeno una parte significativa di questo cantiere oggi. L'avvio delle attività del primo lotto per un finanziamento di 285 milioni di euro da Sibari allo svincolo di Trebisacce è stata già avviata, con le procedure di esproprio e immissione in possesso dei terreni, con a valle le successive attività di eliminazione delle interferenze e bonifica degli ordigni bellici. Noi riteniamo che è necessario alzare l'asticella dell'attenzione, della trasparenza, perché è sempre in agguato l'organizzazione criminale, perché appunto rispetto a investimenti di questo tipo bisogna mantenere alta la vigilanza. Non è un caso che noi abbiamo proposto un protocollo appunto di legalità. Ma la giornata è stata contrassegnata dalla protesta di chi è non contro la strada ma contro questo nuovo tracciato. Cioè una strada che non si sa per quali motivi veri si fa passare nella parte in cui sconvolge un territorio protetto dalla Costituzione perché c'è il vincolo paesaggistico, ambientalmente protetto dall'Unione Europea, e distruggendo questa pianura di Metaponto con un muro cinese alto 9 metri. Dico che c'è stato un tempo per la contestazione che è durato abbastanza a lungo, che ha aumentato i costi ma ha considerato notevolmente quella che è il paesaggio agrario, quello che sono gli aspetti ambientali di questa bellissima zona della nostra regione.
Crollo del muro a Crotone, è morto oggi pomeriggio all'ospedale di Catanzaro dove era ricoverato da poco più di un mese Mario De Meco, l'operaio di 56 anni di Isola Caporizzuto, rimasto gravemente ferito nell'incidente sul lavoro avvenuto lo scorso 5 aprile a Crotone. De Meco aveva riportato una grave frattura al bacino. Sale così a 3 il bilancio della tragedia provocata dal crollo di un muro lungo la strada litoranea di Crotone. 3 operai deceduti erano impegnati nei lavori di prolungamento del lungomare cittadino quando un vecchio muro di cemento armato crollò investendoli. La sanità, il commissario Scura torna a parlare della specialistica ambulatoriale, una situazione in Calabria, dice, a macchia di leopardo, e c'è poi un forte richiamo ai direttori generali. Il commissario Massimo Scura torna ad affrontare i temi della sanità in Calabria. In prima battuta risponde al presidente Oliverio, che qualche giorno fa ha denunciato la mancanza di dialogo. Purtroppo questo dialogo non è mai partito con sufficiente efficacia e con sufficiente profondità. Poi torna sulla vicenda dei tagli che riguardano le strutture laboratoristiche e ambulatoriali, disegnando uno scenario a macchia di leopardo in Calabria. Noi abbiamo 3 situazioni. Una situazione, direi, positiva, che è quella dell'area centrale, dove il rapporto tra quanto fa il pubblico nel settore ambulatoriale e quanto fa il privato è in un rapporto circa 70-30. Poi abbiamo la parte nord, l'area nord, dove il rapporto è 60-40, 55-45, e poi abbiamo l'area sud dove il rapporto è capovolto, cioè il pubblico fa il 30% e il privato il 70%. Domanda: perché? Primo. Seconda domanda: è corretto? Terza domanda: quanto costa? Quarta domanda: è appropriato? Allora, io dico che a queste 4 domande la risposta è sempre negativa. Scura infine non si è lasciato sfuggire l'occasione per lanciare una stoccata ai direttori generali. Hanno avuto l'indirizzo di aumentare le prestazioni ambulatoriali e laboratoristiche, quelle laboratoristiche ormai siamo abbondantemente oltre, di almeno il 20%. E questo è il concetto è che il settore pubblico deve fare più attività ambulatoriali, oltre ad altre cose, perché adesso il personale è arrivato, le attrezzature arrivano, eccetera, eccetera, e noi spostiamo acquisto di prestazioni dalla parte, chiamiamola semplice, alla parte complessa. Insomma, quel che se ne dice è che ancora una volta in Calabria ci sono 2 visioni di sanità che si sovrappongono e si scontrano, rappresentate rispettivamente da Massimo Scura e da Mario Oliverio. Fino a quando non verrà superato questo problema sarà difficile organizzare una risposta sanitaria rispondente alle esigenze dei cittadini calabresi. Non è stata ancora revocata l'ordinanza di sgombero per le 4 famiglie di Malvito interessate alla frana causata da una rottura alla condotta dell'Abate Marco, in cui, lo ricorderete, lunedì scorso è rimasto ferito un pensionato. Il tratto di condotta è adesso costantemente monitorato. L'ondata di fango e detriti è ancora negli occhi dei familiari dell'uomo rimasto ferito a Malvito e dei vicini, 4 famiglie in tutto che in un pomeriggio di maggio si sono ritrovate d'un tratto fuori casa e restano in attesa di poter tornare. Al momento l'ordinanza di sgombero non è venuta meno, perché comunque c'è una situazione che è in evoluzione, sotto controllo ma in evoluzione. Credo che, fatti i debiti accertamenti, lo sgombero potrà essere, l'ordinanza potrà venire meno, le famiglie possono rientrare nelle loro abitazioni. In prefettura a Cosenza anche oggi l'attenzione sull'emergenza è alta, la condotta dell'Abate Marco in quel tratto è sotto stretta osservazione. Si è stabilito di monitorare il sito anche con l'applicazione di alcuni sensori che sono in grado di avvisare in una frazione di secondo eventuali movimenti che possano essere di rilievo e che rendano necessario un
un'attività di immediato distacco dell'acqua e poi con i successivi lavori necessari. Definiti gli interventi per la messa in sicurezza. Si sta studiando quali tipi di soluzioni adottare. Si parla di alcune palizzate, alcune attività alcune misure di ingegneria che sono utili proprio per mettere in sicurezza la parte argillosa dove la tubatura, la condotta scorre, ma è qualcosa che è al momento allo studio. Ripristinata l'erogazione idrica in tutti i 25 comuni serviti dall'Abate Marco. Il guasto è stato riparato e sono stati adottati anche degli accorgimenti tecnici tali da evitare possibili rotture dovute magari a un nuovo assestamento del terreno. Resta inoltre il problema di sempre, quello di una condotta groviera che disperde l'acqua, un lusso che la Calabria in periodi di siccità non può permettersi. Operazione contro la prostituzione nella zona della Sibaritide. La polizia ha identificato 12 ragazze. Nuovo blitz contro la prostituzione nella piana di Sibari disposto dal questore di Cosenza Giancarlo Conticchio. Sono decine le ragazze, soprattutto straniere, costrette a vendere il loro corpo sulla statale 106. Rimangono ai bordi delle strade in attesa del cliente di turno, notte e giorno. Spesso si tratta di giovani donne arrivate in Italia con la speranza di un futuro migliore, sogni che però si infrangono contro una triste e amara realtà. Non è la prima volta che prostitute e clienti vengono beccati e sanzionati. Questa volta i poliziotti hanno perlustrato tutte le strade primarie e secondarie della zona dove le ragazze sono generalmente costrette a prostituirsi e sono state individuate 12 donne. Sono di nazionalità romena, nigeriana e bulgara. Per i clienti è scattata la sanzione e il fermo amministrativo delle auto. Le giovani sono state accompagnate negli uffici del commissariato di Rossano per l'identificazione. Alle ragazze è stato inoltre notificato con apposito verbale l'ordine di allontanamento dal luogo dove sono state trovate a svolgere la loro illegale attività propedeutico all'applicazione del DASPO urbano. Ad una delle donne, per motivi di pubblica sicurezza, è stato notificato il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal prefetto di Cosenza Gianfranco Tomao. Tutte le donne fermate durante i controlli sono state informate anche della presenza sul territorio di associazioni di volontariato che possono aiutarle a cambiare stile di vita e attività, e alcune hanno espresso la volontà di aderire alle associazioni. Per loro dunque non solo sanzioni ma anche un aiuto per riuscire a voltare pagina. Prima ferisce, rapina un anziano, poi tenta di rapinare un centro scommesse accaduto nel Vibonese, protagonista un 25enne ritenuto affiliato alle cosche di Limbadi. Una notte assurda di follia e violenza che solo l'azione tempestiva dei carabinieri ha fermato, individuando tempestivamente il protagonista di queste scene d'arancia meccanica nel Vibonese. Mirko Furchi, di 25 anni, ritenuto affiliato alla locale di 'ndrangheta di Limbadi, è stato sottoposto a fermo con l'accusa di rapina, sequestro di persona, lesioni personali e resistenza pubblica ufficiale. Insieme ad altre 3 persone in fase di identificazione, prima avrebbe aggredito e picchiato a Nicotera un 85enne rapinandolo di 70 euro e dell'auto. Quindi ha tentato una rapina andata a vuoto per la blindatura dei vetri ad una sala scommesse, riuscendo solo ad impossessarsi di 200 euro sottratti ad un avventore. L'indagine parte allorquando un anziano italo-svizzero viene trovato ieri mattina abbandonato per strada e racconta la sua disavventura, malgrado sia ancora in evidente stato confusionale per ciò che gli è accaduto, verosimilmente nel corso della notte. L'uomo racconta di aver trascorso la serata in un ristorante, ma non di ricordare quale, e di essere stato aggredito, derubato e abbandonato nelle campagne di Zungri da sconosciuti. I militari lo hanno trovato nelle vicinanze di un ovile in località Lucarella. Dai segni si capisce che l'85enne sarebbe stato ripetutamente colpito con bottiglie di vetro, ma anche da coltellate alle mani, riportando ferite lacero contuse alla testa, ematomi in diverse parti del corpo e politraumi. Picchiato e anche derubato, ha riferito, di soldi, telefonino e persino dell'auto. Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Vibo Valentia, l'anziano, non in pericolo di vita, è tenuto sotto stretta osservazione dai medici.
medici. Intanto, circa un'ora dopo questa aggressione, Furchi sarebbe giunto con la vettura rubata a Ionadi, armato di pistola per tentare una rapina ai danni della sala scommesse SNAI, che però non è andata a buon fine perché le casse e i dipendenti erano protetti da vetri e porte blindate, ma riesce comunque ad impossessarsi di circa 200 euro sottratti ad un giovane avventore presente nella sala. Scattate subito le indagini, Furchi viene rintracciato dai carabinieri nella sua abitazione, dove vengono trovate l'auto rubata, un coltello con lama di 6 cm compatibile con quello sottratto all'anziano ed utilizzato per le lesioni, con tracce ematiche ancora presenti, ed oltre 1.200 euro in contanti. Il malvivente prova a darsi alla fuga, ma dopo una colluttazione viene bloccato dai carabinieri. Torniamo ad occuparci dell'esplosione avvenuta a Crotone, costata la vita a 2 persone, gli inquirenti ancora al lavoro per stabilire le cause. È un vero rompicapo, un appartamento distrutto, 2 morti e 5 feriti, tra i quali una bimba di 4 anni in gravi condizioni. E la causa scatenante la violenta esplosione ancora da chiarire. Non si esclude alcuna ipotesi, ha detto il procuratore della Repubblica di Crotone Giuseppe Capoccia, appena uscito dalla palazzina in via Don Puglisi, nel quartiere popolare Lampanaro, confidando nelle indagini e soprattutto nei rilievi della scientifica e dei vigili del fuoco. L'unica certezza è che si è trattato di una deflagrazione molto potente, tanto da sventrare la casa su entrambi i lati e causare il crollo di pareti e lo spostamento di oggetti, anche molto pesanti. L'altro indizio, che potrebbe dire qualcosa in più sul luogo d'origine dell'esplosione, è che la cappa posta sui fornelli è andata completamente distrutta. È in cucina, infatti, che si trovava al momento della deflagrazione una delle 2 vittime, il 43enne Saverio Romano, spirato in ospedale poco dopo il trasporto per le ferite e le ustioni riportate. È morta sotto le macerie, invece, Rina Murgeri, di 55 anni. La piccola di 4 anni, investita dall'onda d'urto, è ricoverata a Bari, nel centro Grandi Ustioni. Chi è arrivato sulla scena poco dopo le 22 ha detto di aver sentito odore di esplosivo, una circostanza che, unita alla passione per la pesca di uno degli occupanti della casa, aveva fatto pensare alla presenza di materiale esplosivo e dunque ad uno scoppio accidentale. Ma questa è solo una delle tante ipotesi al vaglio degli inquirenti, insieme ad esempio alla fuga di gas, mentre sono da scartare le dinamiche legate al cattivo funzionamento della caldaia, trovata intatta sul balcone dell'abitazione. Nel quartiere, in attesa di ricevere notizie confortanti riguardanti i familiari rimasti feriti e in particolare la piccola, che versa in condizioni più gravi, è scattata la gara di solidarietà, seguita e coordinata dal parroco della chiesa di San Paolo Apostolo, Don Simone Scaramuzzino. Adesso i nostri 100 secondi di cronaca. Percepito per circa 17 anni doppio stipendio da parte di enti statali e doppie contribuzioni previdenziali ad un ex dipendente pubblico attualmente in pensione ritenuto responsabile di truffa ai danni dello Stato, la Guardia di Finanza di Reggio ha sequestrato beni per oltre 400.000 euro. L'ex dipendente pubblico, a seguito dell'accoglimento di una domanda di mobilità, era stato trasferito dall'ente dove prestava servizio ad un'altra struttura statale, ma ha omesso di comunicare le informazioni relative al trasferimento, traendo in inganno l'ente erogatore. È stato investito sulla statale 18 nei pressi di Amantea da un camion che pare stesse compiendo una manovra. La vittima è un ciclista trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Annunziata di Cosenza. Ha riportato diversi traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti per ricostruire la dinamica dell'incidente i carabinieri di Amantea. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 è stata registrata nel Catanzarese, è stata avvertita dalla popolazione. L'evento sismico è stato registrato dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 10:17 di stamani, a soli 9 km di profondità, con epicentro Pianopoli. Al momento non si segnalano comunque danni a cose o persone. Un uomo di 72 anni è morto a Crotone in un incidente stradale avvenuto nell'abitato cittadino. L'anziano era alla guida della sua auto quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura. L'auto avrebbe superato lo spartitraffico finendo sulla corsia opposta, scontrandosi con un'altra vettura in transito con a bordo 2 persone. Gli occupanti sono rimasti feriti, portati al pronto soccorso con diverse contusioni. All'arrivo dei soccorsi il 72enne era ancora cosciente, ma è morto poco dopo. Una notizia dall'Unica, il rettore Crisci ha sospeso le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche, stop al voto dunque previsto per il 16 e 17 maggio in attesa che il TAR si pronunci sul ricorso di una studentessa esclusa dalle liste.
Attesa a Palmi per l'arrivo del governatore Oliverio in programma domani. Si parlerà della costruzione del nuovo ospedale. Ci siamo, domani il presidente della giunta regionale Mario Oliverio sarà a Palmi per rassicurare la cittadinanza sul progetto che prevede la realizzazione del nuovo ospedale della Piana. Incontro che avverrà nel pomeriggio nel Consiglio Comunale della città. Ad attenderlo, oltre al sindaco Giuseppe Ranuccio e alla sua amministrazione, ci saranno le associazioni che da anni stanno sollecitando le istituzioni sulla problematica. Sì, perché da 10 anni che Palmi e la Piana di Gioia Tauro aspetta questa nuova struttura, ma ancora non si è arrivati al progetto definitivo. Mancherebbe ancora l'approvazione del progetto definitivo e di quello esecutivo senza che sia stata fatta la conferenza dei servizi necessaria al proseguo delle attività. Il progetto preliminare del nuovo ospedale è stato approvato nel luglio del 2011. L'investimento complessivo ammonta ad oltre 150 milioni di euro. Nell'aprile del 2015 era arrivata la sottoscrizione del contratto di concessione tra Regione Calabria, ASP di Reggio Calabria e la società Ospedale della Piana di Gioia Tauro. Nel mese di novembre la comunicazione da parte della Prefettura di Catania del provvedimento interdittivo antimafia nei confronti della Technics, la società aggiudicatrice del bando, e la nomina dell'amministratore per la gestione straordinaria e temporanea della società. Violenza di genere, si è insediato l'osservatorio regionale questa mattina nella sala Acri di Palazzo Campanella la seduta inaugurale. Quella che vedete è la seduta inaugurale che si è tenuta questa mattina nella sala Acri di Palazzo Campanella dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere, istituito con la legge regionale 38/2016. Ha aperto i lavori del nuovo organismo il presidente del Consiglio regionale Nicola Irto. L'organismo è composto da 3 membri di diritto: il presidente della CRPO, consigliera di parità e rappresentante del Dipartimento regionale tutela della salute, da 5 esperti e 10 rappresentanti di associazioni attive nel contrasto alla violenza di genere, che sono stati individuati attraverso un avviso pubblico. Una giornata importante per la Calabria, detto Irto, che con la legge istitutiva dell'osservatorio ha colmato un gap del passato e adesso si pone in una posizione più avanzata a livello nazionale. Finalmente diamo seguito a un progetto di legge che io stesso avevo firmato e poi condiviso con tutti i capigruppo circa un anno fa. Quindi adesso l'organismo parte, dopo aver fatto un avviso pubblico rivolto alle associazioni impegnate sul territorio calabrese. L'organismo potrà attuare tutte quelle politiche di monitoraggio, di proposta anche di iniziativa legislativa al Consiglio regionale. Per capirci, siamo una delle prime regioni d'Italia ad aver istituito l'osservatorio, che tra l'altro è stato ampiamente sollecitato dai governi nazionali a far sì che le regioni possano avere degli osservatori che abbiano contezza piena di quello che avviene in termini di violenza di genere. Essere riusciti a fare un organismo dove ci stanno degli esperti riconosciuti, dove ci stanno le associazioni più impegnate sul territorio calabrese, dove ci sta un delegato del Dipartimento Salute della nostra regione, ci mette nelle condizioni di aver fatto un organismo a costo zero. E adesso le previsioni del tempo. Benvenuti nello spazio delle previsioni del tempo a cura dello staff di Meteo in Calabria. La situazione sullo scacchiere barico europeo non vede grossi cambiamenti rispetto a quanto segnalato nei giorni scorsi. Il coriaceo blocco altopressorio sull'Europa del Nord tenderà quindi a fungere ancora da convogliatore di nuclei di aria più fredda in quota verso il Mediterraneo centrale, con un'instabilità a corrente alternata a farla ancora da padrone sulla nostra regione. Andiamo ora a vedere le previsioni in dettaglio per la nostra regione nelle prossime 48 ore. Giovedì ci sarà ancora possibilità di deboli piogge pomeridiane sui monti calabresi, nonché su medio-basso Tirreno, spiccata variabilità sui restanti settori tirrenici e su zone interne del Catanzarese. Andrà meglio sui settori ionici, dove avremo condizioni di cielo sereno poco nuvoloso. Diamo ora invece uno sguardo al comportamento dei mari e dei venti. Giovedì su Tirreno i venti saranno di direzione variabile dai quadranti occidentali, con bacini che risulteranno poco mossi. Sullo Ionio invece avremo ventilazione prevalente da sud-ovest con mari quasi calmi o poco mossi. Bene, prima di salutarci vi rinnovo l'invito a consultare il nostro portale online all'indirizzo www.metoincalabria.it, nonché alla nostra pagina Facebook all'indirizzo facebook.com/metoincalabria. Bene, anche per oggi è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per essere rimasti con noi, buon proseguimento di serata.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.